Dal Pietro Anastasi di Mazzarrone la 26ª giornata del campionato di eccellenza, girone B si affrontano Mazzarrone e Imesi Atletico Catania. Diamo lettura delle formazioni con il Mazzarrone che si schiera con Barbagallo, Daleo Mannina, Davic, Trentacoste Martino, Tomasello, Puglisi, Cosendei, Lo Giudice, Nick Pali. L'allenatore il signor Salvatore Uto risponde l'Imesi Atletico Catania con Busà, Missud Godino, Majorano, Meli Trovato, Azzara, Maimone, Randis, Leonardi e Sacò. L'allenatore il signor Benedetto Cascio. Per la squalifica di Alessandro Settineri dirige l'incontro il signor Simon Pietro Lamalfa della sezione di Palermo, coadiuvato da Cottone di Palermo e Mangiapane della sezione di Agrigento. Primo pallone del match giocato dal Mazzarrone, fischio d'inizio, si parte. Ma andiamo subito allo sliding doors dell'incontro sul finire del primo tempo, perché sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Maimone per gli ospiti, Randis colpisce di testa a botta sicura e solo uno strepitoso intervento di Barbagallo strozza l'urlo in gola dell'attaccante atletista. Subito dopo Puglisi gira il pallone verso Dalic che fa partire un lancio millimetrico per Damiano Lo Giudice aggancia splendidamente il pallone, viene toccato in area avversaria da Meri. Lamalfa senza dubbi indica il dischetto del rigore. Sul pallone si presenta come sempre l'attaccante Bruno Cosendei, pallone da una parte, portiere dall'altra e Mazzarrone 1, Imesi Atletico Catania 0, nona rete stagionale per Cosendei. Si va dunque all'intervallo col risultato parziale Mazzarrone 1, Imesi Atletico Catania 0. Riprendono i secondi 45 minuti dell'incontro, ma è ancora il Mazzarrone a trovare il raddoppio. Al 67esimo calcio di punizione battuto da Puglisi, respinge la difesa avversaria e trasforma la propria azione da difensiva in offensiva con la progressione del neoentrato Rimmauro, che però deve fare i conti con un monumentale recupero di Trentacoste che ha lucidità per servire Lo Giudice, che si presenta davanti a Busà e lo trafigge per il 2-0. Mazzarrone 2, Imesi Atletico Catania 0, rete dell'attaccante Damiano Lo Giudice. Termina di qui di fatto il match, triplice fischio del direttore di gara Lamalfa e Mazzarrone che conquista una vittoria preziosissima in ottica salvezza. Risultato finale quindi dal Pietro Anastasi: Mazzarrone 2, Imesi Atletico Catania 0. Grazie e alla prossima.